Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Eccoci nuovamente in diretta. Vediamo subito in primo piano quello che è l'aggiornamento dei dati sull'andamento dei contagi nella nostra regione, diffuso proprio pochi minuti fa dall'azienda Zero. Il contagio e le vittime di oggi, raffrontando a quelli che sono i dati del bollettino di ieri alle ore 17. Secondo l'azienda Zero, quindi risultano solo 4 nuovi casi di positività al Covid di fronte ai 13.099 tamponi che sono stati effettuati nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.174 contagi dall'inizio dell'epidemia. Non ci sono stati decessi nella notte, però il bilancio invece da questa mattina alle ore 17, quindi dal bollettino precedente delle 8 a quello di oggi, è di altri 9 decessi, quindi continua a rimanere pesante il numero delle vittime nel nostro territorio. Complessivamente, dicevamo, 19.174 totali casi di tampone positivo, dei quali 1.229 attualmente positivi. In totale il numero dei deceduti è di 1.385, mentre i negativizzati virologici, quindi le persone guarite, raggiungono quota 16.007. Per quanto riguarda invece la pressione sugli ospedali del Veneto, il numero dei pazienti dimessi si assesta a 3.418, mentre i malati tuttora ricoverati in ospedale sono 347, dei quali 96 positivi, gli altri si sono negativizzati. Nelle terapie intensive ci sono 20 pazienti, dei quali 2 sono ancora positivi al virus, gli altri si sono negativizzati, ma evidentemente gli strascichi della malattia sono ancora molto pesanti, visto che queste persone purtroppo continuano a rimanere ricoverati nelle terapie intensive. Dei dati quindi che testimoniano un allentamento della pressione, ma che comunque invitano a mantenere alta l'attenzione per tutte quelle misure di prevenzione e di precauzione che ormai conosciamo tutti molto bene. In questa prima parte della nostra edizione straordinaria del pomeriggio andremo ad approfondire quella che è la situazione nella nostra regione per quanto riguarda le erogazioni da parte dell'INPS, delle casse integrazione, dei bonus babysitter. Abbiamo per questo in collegamento in diretta Skype il direttore generale dell'INPS del Veneto, dottor Antonio Pone. Buon pomeriggio, dottore, grazie per essere con noi. Allora, quest'oggi voi avete come dire, effettuato un po' un riepilogo di quella che è la situazione ad oggi delle erogazioni sia nei confronti dei lavoratori sia nei confronti delle famiglie. Vogliamo un attimo fare il punto in particolare per quanto riguarda la cassa integrazione nel nostro territorio, dottore? Sì, allora c'è sostanzialmente venuto in mente di fare un ragionamento riepilogativo, perché comunque si è chiuso il mese di maggio, quindi si è chiuso un trimestre che è stato un trimestre assolutamente eccezionale, l'abbiamo vissuto tutti, il lockdown, la chiusura, le aziende chiuse per decreto e correlativamente all'emergenza sanitaria c'è stato anche un'emergenza economica che poi diventa anche emergenza sociale se non affrontata. Quindi abbiamo ritenuto di fare un riepilogo di quelli che sono le erogazioni fatte finora da parte in particolare dell'INPS in Veneto, che desse l'idea di quello che è stato il sostegno al reddito espresso in queste difficili settimane di crisi. E sono numeri impressionanti, sono numeri veramente impressionanti che danno l'idea di quello che è stato da un lato l'impatto e anche l'impegno economico, la spesa finanziaria sostenuta per questi ammortizzatori. Complessivamente parliamo di pagamenti diretti, poi vedremo nelle diverse tipologie di casse, per 549.857 lavoratori, cioè sostanzialmente 550.000 lavoratori raggiunti da pagamenti diretti o di cassa integrazione ordinaria o di cassa integrazione in deroga o da prestazioni di assegno ordinario del fondo di integrazione salariale. Se noi sommiamo a questo tipo di erogazioni anche i bonus,
arriviamo complessivamente a un numero di lavoratori veramente impressionante. I soli bonus hanno ammontato a 334.930 beneficiari. Consideriamo che il famoso bonus da 600 euro, è un'erogazione che non esisteva fino a qualche mese fa, nel senso che è un'erogazione che nasce col decreto cosiddetto Cura Italia e che nasce con l'idea di riuscire a coprire tutti i soggetti che non erano già coperti da una cassa integrazione o comunque da una prestazione che garantisse il lavoratore in caso di sospensione dell'attività dell'azienda. Ecco, quindi ricordiamo, direttore, è riferito soprattutto alle partite IVA, no? Ai lavoratori autonomi, a tutti quei lavoratori che precedentemente, insomma, in caso di sospensione dell'attività non avrebbero avuto alcuna forma di sostegno al reddito. Certo, all'inizio erano 5 categorie, liberi professionisti, i partecipanti, gli associati, oppure per esempio gli iscritti alla gestione separata, i collaboratori coordinati e continuativi, poi gli artigiani e commercianti, i lavori stagionali del settore turismo e dei bacini termali, i lavoratori agricoli e tutta una serie di altre categorie iscritte agli elenchi annuali degli agricoli. Poi ci sono ovviamente i lavoratori dello spettacolo e queste erano le 5 categorie di partenza. Nel tempo, diciamo, con il decreto rilancio si è progressivamente ampliata la platea e anche il numero di queste indennità che oggi ormai assommano a più di una decina, perché sono stati inseriti proprio col decreto di rilancio recentemente, quindi possono già presentare la domanda, è già operativo quanto necessario a farlo, i lavoratori somministrati sempre nel settore turismo, stabilimenti balneari che prima non erano compresi, gli incaricati, gli addetti alle vendite a domicilio, i lavoratori occasionali che prima non erano ricompresi, soprattutto i lavoratori intermittenti che erano una categoria che era stata non presa in considerazione nell'ambito dei bonus e che è stato stabilito non potevano accedere alla cassa integrazione in deroga, quindi erano rimasti fuori da qualsiasi tipo di ammortizzatore. Quindi ormai il bonus è diventato una realtà e in Veneto in questo momento è stato fruito da un volume complessivo di lavoratori pari a 334.000 unità, quindi numeri molto importanti di un ammortizzatore, lo ripeto, che fino a marzo non esisteva. Ecco, quindi comprendiamo questa mole di lavoro enorme che gli uffici dell'INPS si sono trovati ad affrontare in questi mesi, dovendo insomma appunto risolvere tutta una serie di situazioni in tempi molto ristretti, in una situazione comunque di emergenza sanitaria che ha coinvolto ovviamente anche il vostro personale, immagino, dal punto di vista insomma organizzativo del lavoro. Ci sono state anche delle lamentele, ci sono anche tuttora insomma da parte di alcuni lavoratori che lamentano insomma di non essere ancora riusciti ad ottenere questi bonus piuttosto che la cassa integrazione. È possibile quantificare in questo momento quante persone ancora siano in attesa di questi contributi e quanto tempo ci vorrà per poter soddisfare anche queste richieste? Allora, questa è una domanda per me preziosissima, perché mi consente di fare chiarezza su alcune cose che probabilmente la pubblica opinione non sa. Allora, per quanto riguarda la cassa in deroga, in particolare, il Veneto è stata la prima regione che ha completato i pagamenti della cassa relativamente alle prime 9 settimane autorizzate. Questo è un risultato che è unico nel nostro panorama nazionale, nel senso che altrove purtroppo non è andata così e tra Regione e INPS ci sono state delle, non si è lavorato con lo stesso tipo di armonia e ancora oggi la situazione è che molti lavoratori attendono il pagamento, in certi casi per ritardi della Regione, in certi casi per ritardi dell'Istituto. Non è andata, ripeto, così in Veneto, che è un caso veramente particolare perché è stata la prima regione che su volumi molto alti, perché parliamo di oltre 35.000 domande, ha completato con il mese di maggio, come ci eravamo impegnati a fare, tutti i pagamenti della cassa in deroga. Il legislatore comunque, per evitare questo tipo di problema, che ripeto qui in Veneto non si era presentato, ha previsto che le ulteriori settimane finanziate dal decreto cosiddetto rilancio non abbiano più il passaggio autorizzatorio in regione, quindi le domande non si faranno più in regione,
si faranno direttamente l'INPS, l'unico soggetto che avrà la competenza autorizzatoria sarà l'INPS, in più l'INPS avrà l'onere di anticipare al lavoratore il 40% dell'assegno sulla base del volume di ore autorizzate entro 15 giorni dalla data in cui l'azienda farà domanda. Quindi il legislatore è intervenuto per fare chiarezza, ha scelto un unico gestore a cui attribuire l'intero flusso, compresa la previsione di un anticipo pari al 40%. Quindi... Sulla casa... no, prego. Allora, questo per dare l'idea, questo è il prodotto che in Italia è più critico. Ripeto, non lo è stato in Veneto perché noi i pagamenti anche sulla deroga li abbiamo completati. La deroga, lo ricordiamo, direttore, è quella che non ha previsto insomma un pagamento, un accantonamento diciamo da parte delle aziende del fondo per la cassa integrazione. Esatto, perché sulla cassa integrazione ordinaria non ci sono stati particolari problemi, in parte perché il meccanismo è in certi casi con l'anticipo da parte del datore di lavoro, in altri casi con pagamento diretto da parte dell'istituto a seconda della richiesta dell'azienda, ma sulla cassa integrazione ordinaria siamo stati assolutamente al corrente fin dall'inizio, è proprio un prodotto che non ha dato problemi. Il prodotto che è stato invece più delicato su tutto il territorio nazionale è stata proprio la cassa in deroga, perché ha un percorso estremamente lungo di erogazione che parte con un accordo tra Regione e parti sociali sulle modalità di presentazione della domanda. Prevedeva, e adesso non sarà più così, una domanda presentata alla Regione che fa un primo vaglio di autorizzazione, passa all'INPS per le sue istruttorie, l'istituto fa una seconda autorizzazione, a quel punto chiede i dati retributivi alle aziende, i dati necessari per calcolare quanto dovuto al singolo lavoratore, l'azienda risponde inviandoli, a quel punto l'INPS fa il calcolo di quanto spetta al singolo lavoratore, lo mette in pagamento e a quel punto poi ci sono i giorni banca che servono al materiale a credito in conto corrente. Una procedura questa che poteva essere adatta in situazioni di crisi normali, ma questa, come dicono i numeri che abbiamo distribuito oggi, non è una situazione normale, perché noi abbiamo finora pagato un numero di domande e un numero di lavoratori sulla deroga che è pari alla somma del volume di domande di cassa integrazione oppure di lavoratori pagati pervenuti nel 2012, 2013 e 2014 assieme, cioè considerati complessivamente nel giro di poche settimane. Questo dà l'idea del volume di attività che si è generato. Chiaramente gestendolo con un flusso in cui ci sono tutte queste fasi, tutti questi attori, e io le ho anche semplificate perché in realtà le fasi sono ancora di più, perché poi ci sarebbe l'accordo sindacale prima di procedere all'invio della domanda, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, se consideriamo tutte queste fasi, tutti questi passaggi e lo facciamo non in un numero limitato di casi come veniva di solito, ma su volumi pari complessivamente, l'abbiamo visto, a 38.000 domande nel giro di poche settimane, si capisce che era veramente difficile riuscire a essere più veloci di così. Posso dire che aver completato il percorso entro il mese di maggio è anche stato un traguardo importante, perché una cosa che non ha funzionato è stato l'anticipo bancario. In teoria, siccome era noto a tutti gli addetti ai lavori che non sarebbe stato tecnicamente possibile sulla cassa in deroga essere più veloci di così, la Regione aveva stipulato un accordo con le banche per l'anticipo ai lavoratori della cassa integrazione in deroga. Affinché non rimanessero scoperti, insomma, per quei 2 mesi necessari all'ultimazione di tutta la procedura. In pratica era un prestito garantito dal fatto che poi sarebbero entrati i soldi della cassa integrazione, per cui a rischio sostanzialmente zero. Analogo accordo aveva fatto l'INPS con il Ministero del Lavoro e l'ABI, valido non solo per la cassa integrazione in deroga, ma a questo punto per tutti i tipi di cassa integrazione, anche per la cassa integrazione ordinaria o per il FIS. Okay? È stato in realtà molto poco utilizzato e con grandi problemi, perché spesso le banche per dare il prestito chiedevano questo famoso modello SR41, cioè il modello in cui il datore di lavoro liquida dice sostanzialmente quali sono i dati retributivi del lavoratore, ma a quel punto se il lavoratore ha in mano l'SR41 l'INPS dopo pochi giorni paga, perché nel momento in cui noi riceviamo questa informazione noi paghiamo, quindi di fatto aver completato velocemente i pagamenti per noi è stato anche un modo per, come dire, evitare che i lavoratori avessero problemi sul versante del finanziamento, che in realtà non è stato per niente veloce. E va detto una cosa però, ci sono persone che aspettano la cassa integrazione tuttora, però non sono materialmente cassa integrazione che gestiamo noi, perché il termine cassa integrazione in realtà
è usato in maniera generale da tutti, però poi sottende tante fattispecie diverse. In questo momento chi aspetta la cassa integrazione è sostanzialmente riconducibile a due fattispecie. Le cosiddette aziende plurilocalizzate, cioè le grandi aziende che hanno unità produttive in 5 regioni o più, dove non è l'INPS ad autorizzare le domande, ma il Ministero del Lavoro, e c'è tutta la grande distribuzione, per esempio, che ricade in queste fattispecie, dove i decreti stanno iniziando ad arrivare, ma certamente non con la velocità con cui è stata gestita la cassa in deroga o la cassa integrazione ordinaria a livello locale. È sempre cassa integrazione, sempre pagata alla fine dall'INPS, quindi il lavoratore vede i soldi dall'INPS e giustamente può pensare che il ritardo dipenda da noi, ma in realtà noi gestiamo solo l'ultima fase, quella del pagamento materiale, ma sia la domanda, sia l'istruttoria, sia l'autorizzazione la fa il Ministero del Lavoro. Questo è un settore di domande che in questo momento ancora non è stato liquidato, ma su cui noi non possiamo fare altro che essere molto veloci quando ci arriva l'autorizzazione da parte del Ministero. Il secondo tipo di domande di cassa integrazione che in questo momento... Aspetti che la interrompo un attimo, direttore. Di quanti lavoratori stiamo parlando per questa prima tipologia indicativamente nella nostra regione? Siccome io non vedo le domande, perché ripeto, si fanno al Ministero del Lavoro, non glielo sto a quantificare, però sono sicuramente volumi di persone abbastanza, volumi di lavoratori ancora abbastanza importanti, cioè credo che complessivamente li contiamo nell'ordine delle decine di migliaia complessivamente in Veneto. Quindi il dato glielo posso stimare, ma non glielo posso dire precisamente, perché come dicevo io le domande non le vedo perché non transitano attraverso l'istituto, ma fanno un altro tipo di percorso. Per correggere questa anomalia il legislatore sembra interverrà correggendola e quindi l'INPS potrà finalmente, aggiungo, autorizzare e gestire anche le domande delle plurilocalizzate. Questo ci consentirà di avere il pieno controllo a questo punto del flusso e di recuperare anche abbastanza velocemente questo volume di pratiche che si è presentate al Ministero ma che ancora non riusciamo a poter lavorare. Quindi paradossalmente adesso è andata molto meglio magari ai lavoratori anche delle piccole aziende che non avevano neanche diritto alla cassa integrazione ordinaria ma hanno ricevuto la cassa in deroga, che non a quelli appunto di queste aziende plurilocalizzate, più grandi, magari più strutturate. È sempre una cassa in deroga, solo che essendo aziende strutturate su tante regioni, in teoria per semplificare, il soggetto autorizzatore, perché è assimilata a una cassa integrazione straordinaria, è il Ministero. Solo che, il ritmo con cui si è proceduto alle autorizzazioni non è stato, anche per la complessità dell'istruttoria di queste domande per volumi così importanti di lavoratori, non è stato velocissimo, comprensibilmente, probabilmente, e adesso il legislatore probabilmente interverrà anche in questo caso riconducendo tutto ad INPS in modo da riuscire a avere un unico gestore e anche un unico responsabile a questo punto, tempo complessivo di gestione, un po' come è avvenuto per la deroga, no? Per mettere fine un po' alla querela, che ripeto in Veneto no, perché la Regione ha lavorato benissimo, abbiamo fatto, devo dire, un lavoro assieme su tutto, però altrove, ripeto, per mettere fine allo scaricabarile e alle polemiche ha detto scelgo un unico gestore della cassa in deroga, scelto l'istituto e tutte le prossime domande che arriveranno le gestiremo direttamente a noi autonomi. Poi c'è un'ulteriore tipologia di soggetti, molto spesso me lo chiedono, io ricevo segnalazioni, ma io non ho preso sono veneto, abito in Veneto, quindi sono facilmente raggiunto da richieste di questo tipo. Non tutte le casse, ripeto, sono casse erogate dall'INPS. Per esempio le imprese artigiane non percepiscono una cassa integrazione erogata da parte dell'istituto, ma percepiscono una prestazione da parte del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato. Ecco, questo forse tutti non lo sanno, ma se un'impresa artigiana e ancora non ha ricevuto la prestazione, non si tratta con tutta probabilità di una cassa integrazione erogata dall'INPS. Noi non vediamo né la domanda né il pagamento. La domanda e il pagamento in questo caso in Veneto si fa a EBAV, quindi quello è l'ente bilaterale artigiano Veneto, quello è il soggetto che ha la complessiva gestione di quel tipo di cassa. Peraltro so che stanno recuperando velocemente anche loro, proprio oggi ho sentito dei riferimenti di EBAV e so che mi dicevano grosso modo sono al 70% e puntano a completare molto velocemente anche loro i pagamenti
nel giro dei prossimi giorni, quindi credo che anche questo tipo di tematica sarà molto presto ad esaurimento. Ecco, direttore, c'è anche un altro aspetto che voi avete sottolineato in questo report che avete diffuso oggi, che riguarda invece le domande e le erogazioni per il bonus babysitting. Quindi è stato molto richiesto dalle famiglie, è stato erogato. Come sta andando e come è andata insomma in questi mesi fino al 31 maggio e cosa prevedete per il prossimo futuro? Allora sì, infatti abbiamo voluto sottolineare che questa prestazione un po' così se n'è discusso in certi casi in modo anche un po' polemico, nel senso che la dialettica politica spesso porta in questi istituti, tra virgolette, nuovi o comunque non tradizionali a valutarli in maniera positiva, negativa, a seconda insomma di quello che è la strumentalizzazione e il colore politico di chi la valuta. Ecco, noi abbiamo ritenuto di dare un contributo oggettivo, ossia abbiamo evidenziato il numero dei richiedenti in queste settimane, in questi 3 mesi. E il numero non è banalissimo perché sono praticamente quasi 22.000 persone, soprattutto per quanto riguarda la fattispecie prevista dall'articolo 23 del Cura Italia, cioè dipendenti privati, lavoratori autonomi, affitti e gestione separata, 18.700, quindi diciamo non numeri trascurabili per questo tipo di sostegno che peraltro è stato ovviamente anche valorizzato e rinforzato anche negli importi col decreto del rilancio, quindi si punta abbastanza sul renderlo anche un attimo più significativo anche sotto il profilo economico. Ecco, voglio dire, la richiesta c'è già stata e appunto essendo adesso stato rinforzato credo che aumenterà sicuramente nelle prossime settimane con le nuove domande ex decreto rilancio. Fino a quando sarà possibile usufruire di questo bonus, direttore, per le famiglie? Allora, i bonus sono tutti quanti parametrati a un certo orizzonte temporale che complessivamente è sostanzialmente alla fine del mese di luglio, quindi le varie tipologie sono, diciamo così, hanno tutti un termine ultimo di presentazione che è legato sostanzialmente alla fine dell'emergenza sanitaria. Lo stesso vale anche per i congedi. I congedi sono stati ampliati, no? Congedi parentali, anche questo una misura molto utilizzata da parte dei lavoratori e alla fine diciamo da 15 giorni si passa a 30. È importante chiarire, può essere l'occasione, che la formulazione della norma è chiara, però diciamo non è comodissima, nel senso che sono 30 complessivamente, okay? Quindi al netto di quelli già fruiti nel periodo precedente. Comunque la misura anche in questo caso è stata ampliata e si possono prendere fino alla fine del mese di luglio queste giornate aggiuntive che vanno nella direzione di poter accudire i figli durante questo periodo in cui peraltro le scuole sono chiuse e quindi per molti genitori seguire i figli che sono a casa, fanno le video lezioni, fanno la didattica a distanza, insomma è una prestazione che era stata pensata da parte del governo per consentire alle persone di poter dedicarsi maggiormente, senza essere eccessivamente penalizzati a seguire i figli che in questo periodo ancora fino a questa settimana saranno impegnati in attività scolare. Certo, è stata una misura molto usufruita dalle famiglie venete, questa dei congedi parentali. Complessivamente in Veneto per bonus babysitting e per congedi parentali la spesa, ragioniamo un po' di spesa, può essere anche importante dare un'idea anche dello sforzo finanziario, è stata pari a 40 milioni di euro. Quindi complessivamente siamo su numeri equivalenti a quelli del bonus babysitting, quindi attorno ai 25-30 mila lavoratori che hanno chiesto i congedi parentali, quindi numeri comunque in questo caso significativi. La spesa, lo sforzo finanziario 40 milioni. E a questo punto, ragionando sempre di spese e tornando per un attimo alla cassa integrazione e ai bonus più complessivamente, i bonus che dicevamo prima, inizialmente 5, adesso sono diventati più di 10, complessivamente hanno cubato come spesa in Veneto oltre 400 milioni di euro. La cassa integrazione in tutte le sue forme, facendo quindi un po' una somma di tutti i vari tipi di interventi, ordinaria, deroga, integrazione salariale,
ha avuto, diciamo così, come volume complessivo circa 600 milioni di euro. Quindi possiamo serenamente affermare che quello che è stato erogato ai lavoratori in termini di sostegno al reddito, diciamo, facendo la somma di bonus, le varie forme di cassa integrazione, i vari bonus babysitting, supera il miliardo di euro abbondantemente. Questo è il bilancio, tra virgolette, di marzo, aprile e maggio. Ecco, un'ultima domanda prima di salutarci, direttore, ne accennava lei all'inizio, con il 1° giugno ci saranno delle procedure anche più snelle, più semplici per l'erogazione della cassa, quindi vogliamo ricapitolare velocemente, insomma, quanto tempo ci vorrà, che cosa accadrà, insomma, da adesso in avanti? Sì, allora il governo è intervenuto nel senso di attribuire, per quanto riguarda la cassa integrazione di tutte le tipologie, ma in particolare per quanto riguarda la deroga, la competenza esclusiva di INPS. Quindi la domanda si farà ad INPS e si potrà fare a partire dalla metà del mese di giugno. L'INPS, dal momento in cui riceve la domanda da parte dell'azienda, che è in particolare cassa in deroga, ma vale in generale anche per le altre casse, però qui il cambio è sostanziale, elaborerà subito un'anticipazione pari al 40% delle ore autorizzate. Quindi sostanzialmente il lavoratore percepirà entro 15 giorni, perché questo stabilisce la norma, percepirà il 40% di quello che è l'importo del periodo di assenza dal lavoro per interruzione. Il resto dell'importo di cui ha diritto dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi. Quindi complessivamente avrà un anticipo del 40% entro 15 giorni, e completamento della gestione del pagamento mensile entro i 30 giorni successivi. La norma in questo senso scandisce in maniera molto netta i termini di legge, che diventano un po' un parametro di riferimento rispetto al quale noi dobbiamo essere all'altezza del compito e farci trovare pronti. Va anche detto che in questo momento, a partire dalla settimana scorsa, il portale di Veneto Lavoro ha iniziato a ricevere le prime domande di cassa integrazione relative alle ultime 4 settimane ancora gestite dalla Regione, perché Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, che sono le regioni in cui il contagio si è diffuso per primo, a differenza delle altre regioni che avevano 9 settimane disponibili di cassa integrazione in deroga, ne hanno complessivamente 13. Quelle gestite finora sono 9. Adesso le aziende stanno già iniziando a presentare domanda per gli ulteriori 4. Ci aspettiamo lo stesso volume di domande che è arrivato finora, quindi grosso modo tra le 34 e le 38.000 primate. Noi dovremo gestirle molto velocemente, perché dobbiamo fare in modo che queste domande poi non si sommino, non si accavallino con quelle che arriveranno successivamente con la nuova procedura. E anche perché il requisito per poter presentare domanda da parte delle aziende è il completamento dell'autorizzazione anche per le settimane mancanti fino alle 13 settimane qui per parte della Regione. Quindi è un meccanismo abbastanza incalzante. La Regione ci ha già trasmesso autorizzate le prime 3.100 domande della seconda tranche, diciamo così. Noi inizieremo a lavorare già da questo fine settimana e dovremo tenere questo ritmo dandoci l'obiettivo, anche qui io tendo a sporre obiettivi pubblici su cui poi dobbiamo vedere come è andata a finire, ma servono un po' tutti noi per cercare di avere la massima motivazione. L'obiettivo è di riuscire a gestire tutta la fase autorizzatoria entro il mese di giugno, in modo da gestire poi i pagamenti entro la prima quindicina di luglio, anche per queste ultime 4 settimane, diciamo, di cogestione della cassa in deroga tra INPS e Regione. Tutte le successive che arriveranno saranno invece gestite solo da INPS con quel nuovo meccanismo di anticipazione del 40% che dicevamo prima. Bene, quindi insomma il lavoro che vi attende è ancora sicuramente molto. Direttore dell'INPS, generale dell'INPS del Veneto, Antonio Pone, grazie dunque per essere stato con noi e per averci fornito tutte queste informazioni così importanti in questo momento per tante famiglie. Perché ci date l'opportunità di spiegare tante cose che semplici non sono e che invece è importante che riescano a essere note anche ai lavoratori innanzitutto e più in generale alla pubblica opinione. Certo, grazie mille allora al dottor Pone, direttore generale dell'INPS del Veneto, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, a tra pochissimo.
Eccoci, siamo nuovamente in diretta con questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Parliamo di sanità in questa seconda parte. Abbiamo in collegamento Skype il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buon pomeriggio, direttore, grazie per essere qui con noi. In questo collegamento volevamo fare un punto un po' su tutte quelle che sono le nuove misure, le nuove informazioni con le quali i cittadini si dovranno approcciare quando arrivano all'ospedale. In questa fase 2 o fase 3, diciamo, dell'epidemia Covid sono cambiate molte cose, quindi ci sono anche delle nuove procedure con le quali i cittadini devono prendere dimestichezza. Per esempio un braccialetto, no, all'ingresso dell'ospedale. Vuole spiegarci un po', direttore, che cosa è cambiato? Il Covid ha cambiato un mondo. Chiaramente noi abbiamo l'obbligo di proteggere l'ospedale da persone che potrebbero essere portatrici del Covid-19, per cui cosa facciamo? Abbiamo ai varchi dell'ospedale la misurazione della temperatura, che deve essere inferiore a 37,5 gradi. Poi controlliamo ovviamente che la persona abbia la mascherina chirurgica e infine diamo del gel, perché così può, come dire, disinfettarsi, pulirsi le mani. Contemporaneamente mettiamo un braccialetto di colore blu scuro, che questo significa che la persona è esente da febbre, è esente da qualsiasi tipo di problema, e quindi può entrare in ospedale per fare le visite, per andare a trovare qualcuno, oppure per fare altre cose, cioè per andare ovviamente a fare una serie di prestazioni, dei prelievi del sangue ed altre cose. Se ovviamente la persona è una persona che è un Covid positivo, perché deve andare in microbiologia oppure in malattie infettive a fare un tampone, oppure perché ha altre patologie, noi mettiamo un braccialetto ovviamente giallo per distinguere le persone nel percorso, perché non possiamo trovare persone che hanno il braccialetto giallo in un percorso, come dire, Covid free, libero dal Covid. Invece le persone col braccialetto giallo andranno in malattie infettive a fare il tampone, il controllo, la visita di controllo, eccetera. Quindi questa distinzione chiara per evitare appunto ulteriori contagi all'interno di un presidio ospedaliero. Ecco, il tutto ovviamente con dei percorsi naturalmente separati tra le diverse categorie di pazienti o di visitatori, naturalmente. Assolutamente sì, quel braccialetto blu entra e va direttamente dove deve andare a fare esami diagnostici, visite specialistiche o trovare il parente. Il braccialetto giallo viene ovviamente indirizzato in un percorso, quindi viene spiegato e portato o a malattie infettive nel momento in cui abbia questi problemi, oppure in un percorso particolare privilegiato dove il paziente sospetto, entrando in pronto soccorso, viene poi messo in un'area ovviamente protetta, dove finché non riusciremo a fare tutti gli accertamenti del caso, resta, prima di poter entrare in ospedale nel momento in cui degli accertamenti più approfonditi non ha problemi, oppure ovviamente viene mandato in isolamento, quindi a malattie infettive, dove effettivamente arrivano le persone che vengono considerate Covid positive. Ecco, direttore, vi danno una mano dei volontari in tutte queste nuove procedure, diciamo, di accesso agli ospedali? Dovremmo avere anche delle immagini che ha realizzato oggi la nostra Nicoletta Rizzetto, proprio di queste operazioni, insomma, alle quali chiaramente non eravamo abituati. Certo, noi abbiamo avuto una grandissima collaborazione, devo ringraziare la Protezione Civile, tutti i volontari dall'AVO, Croce Rossa, eccetera, eccetera. È chiaro che sempre di più oggi, per fortuna, si torna a lavorare, e quindi buona parte dei volontari sono impegnati e sono rientrati al lavoro. Quindi noi andiamo un po' a supportare questa attività dei varchi con i nostri portieri, quindi persone che sono in portineria, un po' con i volontari dell'AVO e altri volontari che ringraziamo sempre per il lavoro che fanno, e anche con i nostri operatori. Quindi dovremo, per gestire i varchi, utilizzare
più professionalità, più persone, appunto perché ovviamente essendo un po' superata l'emergenza Covid, buona parte delle persone, dei volontari che prima erano bloccati dal lockdown, oggi giustamente sono tornati al lavoro. Quindi diciamo che le persone troveranno al varco qualcuno dei nostri collaboratori, qualcuno dei volontari e anche i nostri portieri, che ovviamente sono ai varchi perché devono aprire e chiudere le sbarre, eccetera. Ecco direttore, proprio oggi sul portale del Ministero della Salute sono state pubblicate delle nuove indicazioni per i cosiddetti ospedali sicuri, che prevedono appunto soprattutto pagamenti telematici e orari anche ampliati con visite scaglionate. Nell'ULSS 2 in questo senso la situazione com'è? Allora guardi, noi ci stiamo organizzando in 3 punti. Intanto abbiamo notato, e mi scuso di questo disagio con tutta l'utenza, abbiamo notato che dopo il Covid c'è stato un assalto, perché prima i nostri CUP riuscivano ovviamente a tenere e dare risposte alla popolazione, un assalto alle linee telefoniche e alle prenotazioni. Ecco, peraltro, direttore, scusi se la interrompo, proprio tra ieri e oggi ci sono stati anche parecchi disagi sia a Oderzo che a Treviso in questo senso. Abbiamo avuto anche diverse segnalazioni di gente che non riusciva a contattare i CUP. Sì. Abbiamo avuto ad Oderzo proprio un blocco informatico, quindi che adesso è stato sistemato. Invece a Treviso un blocco proprio delle linee, perché c'era veramente troppa richiesta, tanta ridondanza di telefonate, perché le persone non trovando continuavano ovviamente a chiamare, e quindi abbiamo deciso, avevamo già potenziato, di potenziare ancora di più le linee in modo da garantire rispetto alle attuali 48-50 linee, 90 linee a Treviso, in modo tale che verranno, credo, attivate nel giro di pochissimi giorni, credo una settimana, in modo tale da tener botta a questo aumento, perché devo dire abbiamo aumentato il numero di chiamate del 50% rispetto al pre-Covid, cioè una cosa che nessuno di noi poteva immaginare, nessuno. Quindi rispetto a questo stiamo lavorando in tal senso. Contemporaneamente, al fine di agevolare l'utenza, comunque andremo a riaprire, visto che oggi per fortuna c'è meno carica virale, per cui siamo più tranquilli, avendo anche i varchi, apriremo anche gli sportelli dei CUP, quindi la gente anche fisicamente potrà, dopo il 15 di giugno, arrivare e trovare anche gli sportelli come una volta, quindi il front office cosiddetto, in modo tale da evitare che le persone siano costrette a telefonare più volte e per ricevere e trovare la linea. Quindi creiamo ancora una volta 2 strade, la prenotazione telefonica, ma anche la possibilità di prenotare direttamente dagli sportelli dopo il 15 di giugno. Detto questo, la seconda cosa, sì, stiamo ovviamente organizzando le visite specialistiche in modo tale, già stiamo facendo, in modo tale da garantire che ogni persona che esce ci sia la sanificazione delle superfici, dal lettino alla scrivania del medico, alla superficie, alle attrezzature, eccetera. Quindi questi tempi si sono dilatati, per cui il terzo punto, stiamo trattando con le organizzazioni sindacali, abbiamo già fatto un incontro, ne faremo altri, in modo tale da poter ovviamente lavorare anche il sabato pomeriggio, di modo che le visite che abbiamo perso causa questa dilatazione, perché se una volta si facevano 4 visite o 3 visite all'ora, oggi se ne fanno 3 o 2 all'ora, perché il tempo di sanificazione, quei 10 minuti che vengono utilizzati tra un utente e l'altro, ci stanno tutti, e per cui questo va a amplificare i tempi per fare le visite, e quindi andremo a utilizzare anche i sabati in modo tale da poter recuperare quelle visite che prima facevamo con tempi minori. Contemporaneamente stiamo ragionando, vedremo i medici di famiglia la prossima settimana, per potenziare sempre di più la telemedicina. Noi siamo pronti a partire, abbiamo fatto dei protocolli che poi andremo a parlare, discutere con la medicina di famiglia, dove i nostri specialisti sono a disposizione, quindi tutte le visite e controllo per chi vorrà le faremo in telemedicina, dalla cardiologia alla pneumologia, a qualsiasi altra, alla dermatologia, in modo tale da evitare che la gente, soprattutto nel periodo caldo, quindi parliamo di metà giugno, luglio, agosto, dove anche la persona anziana
con più patologie e deve venire a fare una visita di controllo, la potrà fare con l'aiuto del proprio familiare, in qualche modo vedremo di trovare in collaborazione col medico di famiglia, in modo tale da evitare che la persona venga in ospedale o venga in poliambulatorio a fare la visita e possa fare la visita di controllo direttamente utilizzando la telemedicina. Queste sono le 3 strategie che stiamo portando avanti. Noi ci auguriamo di riuscire a chiudere questo cerchio in modo tale da dare all'utente una risposta che va su più piani. Ecco, direttore, c'è una notizia che volevo commentare con lei, è proprio un'ultima ora e riguarda Treviso, la sanità trevigiana, perché il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge veneta che istituisce la facoltà di medicina a Treviso. Il governatore Zaia ha parlato di un fulmine a ciel sereno, si è già messo in contatto con il ministro Boccia. Lei come giudica questa decisione? Guardi, anch'io, per me adesso l'ho saputo da una nota stampa della regione, proprio che l'ho vista via mail. Io resto sconcertato, le dico, anche perché io intanto ringrazio il presidente Zaia, perché so quanto si è speso insieme al rettore, perché Treviso, che già ha un corso di laurea in medicina, ricordo a me stesso e a tutti che il quarto, il quinto e il sesto anno di medicina già Treviso lo fa da diverso tempo. Già noi siamo disponibili, abbiamo un rapporto con l'Università di Padova per quanto riguarda gli specializzandi. Abbiamo questa convenzione con l'Università di Padova dove abbiamo professori ordinari e associati di Padova che insegnano a Padova e lavorano a Treviso. Cito il professor Agostini per tutti, ordinario di medicina interna e primario della medicina di Treviso. Voglio dire, questo rapporto consolidato negli anni ci fa pensare che la strada voluta dal presidente Zaia, la giusta strada voluta dal presidente Zaia e dal rettore di Padova sia una strada assolutamente percorribile. Io non riesco a capire come mai ci sia stata questa presa di posizione, perché Treviso da tanto tempo svolge già questo ruolo, tra virgolette, universitario, in collaborazione con l'università, in fattiva collaborazione con l'università. Quindi resto basito, sconcertato. Io mi auguro che veramente, analizzata bene la questione, forse credo che mi auguro che il governo non abbia ben capito la situazione, cioè non è una cosa nuova che viene portata a Treviso così e messa là a caso. Treviso ha una tradizione, una cultura di simbiosi mutualistica con Padova, cioè di forte correlazione lavoro da tanti anni. Diciamo che il portare il primo anno di medicina, quindi il corso di medicina, la ciliegina sulla torta, e poi voglio dire, la Regione Veneto si fa anche carico di una serie di cose insieme all'ULSS, quindi la Regione Veneto, per fare in modo che questo possa avvenire da subito. Allora proprio sono rimasto basito e sconcertato anch'io. Mi auguro che poi, alla luce delle valutazioni che sicuramente il nostro Presidente porterà a favore di questo, il Ministro stesso possa capire che non è una cosa costruita nel nulla, è una cosa costruita su una storia che ormai ha tanti anni di collaborazione forte e puntuale. Ecco, un'ultima domanda, direttore, proprio flash, perché tra un minuto dobbiamo chiudere. È di oggi la raccomandazione del Ministero della Salute della vaccinazione anti-influenzale, che sarà gratis per i bimbi e per gli over 60. Velocissimi proprio, Treviso è sempre stata in prima linea, insomma, nelle campagne per sensibilizzare la cittadinanza alla vaccinazione influenzale. Quella della prossima stagione autunnale, dunque, come sarà, direttore? Sarà una campagna importante, perché noi abbiamo bisogno di fare, come dicono i colleghi, di una diagnosi differenziale. Siccome il Covid-19 si presenta come un'influenza all'inizio, cioè con febbricola, con tosse, con mal di gola, con rinorrea, cioè con il naso, eccetera, spesso e volentieri abbiamo bisogno di fare una diagnosi differenziale, e per farla, se uno fa il vaccino, chiaramente la chiamo convention escludendo, vado ad escludere se ho fatto il vaccino, sicuramente non ho l'influenza, o per forza, o perlomeno presumo che sia il Covid. Quindi questo ci andrà ad aiutare i clinici a fare una diagnosi differenziale. Quante dosi acquisterete, direttore, quest'anno? Di solito noi siamo intorno alle 200.000 dosi di vaccino ogni anno. Credo che quest'anno, casomai, andremo a valutare, la campagna sarà molto importante, soprattutto anche tra gli operatori sanitari, perché è fondamentale che gli operatori sanitari si vaccinino, perché abbiamo
abbiamo bisogno di loro, perché un operatore sanitario che sta a casa non è che possiamo sostituirlo da oggi a domani, perché anche la sostituzione ha un percorso che ovviamente è burocratico, che è un po' lungo. A maggior ragione poi se si dovesse ripresentare, no, la malattia. Devo chiudere, direttore, perché siamo in chiusura. Io la ringrazio come sempre per la sua disponibilità. Buon lavoro, grazie al direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Noi ora ci fermiamo, termina qui questa edizione straordinaria dei nostri TG, ma ci rivediamo tra pochissimo con il telegiornale del Veneto.